Quarta vittoria di fila per la Pro Favara, che risale in classifica e adesso guarda al futuro con maggiore ottimismo. La formazione di Ignazio Crescenzo ha superato in casa il Cianciana per 2-0, meritando i 3 punti. Gli innesti di Giuseppe Cusumano ed Eliseo Cambiano hanno dato una marcia in più alla Pro Favara. La dirigenza promette ancora di puntellare la squadra ed un altro rinforzo potrebbe essere il centrocampista Giovanni Montaperto, che ha ricevuto uno sconto della maxi squalifica, dovrebbe tornare in campo con il nuovo anno. Il derby entra subito nel vivo con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza fare barricate. Gran battaglia a centrocampo e difese attente a non concedere varchi. La Pro Favara è più pimpante degli ospiti, gioca bene in velocità e al minuto 18 passa in vantaggio con Vaccaro che gonfia la rete del Cianciano. L'11 di Francesco Manganello prova a reagire, costruisce qualche azione interessante, ma la squadra di casa difende bene il prezioso vantaggio. Poi al 45esimo la doccia fredda per gli ospiti con il raddoppio della Pro Favara. Segna un altro giovane di belle speranze, Fanara, che batte Amella. Nella ripresa il Cianciana ad avere una leggera supremazia territoriale e sfiora la rete che di fatto avrebbe potuto riaprire la sfida. La Pro Favara difende con il coltello fra i denti il doppio vantaggio ed in contropiede va vicino al terzo gol. Il risultato però non cambia, i giallo-blu conquistano la vittoria. Per il Cianciana il 2010 si chiude con l'ennesima sconfitta esterna, la sesta in questo torneo di promozione. Ho visto una buona partita, specialmente nel primo tempo, agonisticamente dico senza cattiveria, giocata bene. Anche oggi abbiamo dimostrato partita dopo partita di avere anche noi carattere. I 2 innesti che abbiamo fatto sicuramente ci hanno dato più tranquillità, ci hanno fatto giocare meglio perché hanno esperienza da vendere e quindi niente, ci godiamo questi 3 punti. Faccio gli auguri a tutti, anche al Cianciano, e un buon Natale a tutti.